8 dicembre la banda dei Carabinieri sarà al Teatro Pirandello. Sì, uno splendido evento nato grazie alla collaborazione con il Parco della Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Pirandello. Consentirà quindi l'esibizione della banda, che è l'eccellenza musicale della nostra istituzione. Verranno eseguiti brani classici, brani della musica più moderna, per attrarre un pubblico quanto più variegato possibile. Sarà possibile un accesso gratuito con prenotazione presso il botteghino della Valle dei Templi o sul sito della Fondazione Teatro Pirandello. Sarà un'occasione per vivere un momento di musica, un momento di cultura, ma anche per rinsaldare il legame tra l'Arma dei Carabinieri e la comunità di Agrigento. Direttore, ecco, diciamo a conclusione di quest'anno Capitale della Cultura, anche la banda musicale dei Carabinieri che voi sostenete qui al Teatro Pirandello. Sì, un'attività culturale importante, cioè avere l'onore di assistere alla banda dell'Arma dei Carabinieri è un onore, un privilegio ed è un'attività culturale importante. Si fa al Teatro Pirandello, alla massima istituzione in città. Siamo felici di sostenerla e siamo felici di chiudere, diciamo, un anno che dal nostro punto di vista è stato denso di appuntamenti, e questa sarà sicuramente una delle stelle più brillanti dell'intero anno Agrigento Capitale della Cultura. Quindi un anno positivo secondo lei? Dal mio punto di vista sì, per le cose che noi abbiamo realizzato sì, ne abbiamo realizzate tante, svariate, dalle mostre ai concerti di livello internazionale, e devo dire avere il privilegio di avere qui la banda dopo 50 anni è un elemento ancora importante per questa attività culturale dell'anno 2020. Un evento bello, importante, ricco, la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri al Teatro Pirandello l'8 dicembre. Un enorme privilegio, un rinnovato privilegio che ci regala il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, perché la banda musicale dell'Arma è uno dei fiori all'occhiello del nostro paese, che noi siamo abituati a vedere esibire in occasioni e momenti, cerimonie prestigiose e ufficiali di altissimo livello. Dicevo che non potevamo chiedere al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri un regalo più prestigioso di questo, in coincidenza con Agrigento Capitale della Cultura, perché questo è davvero un evento di grandissimo livello che verrà offerto alla città, che quindi potrà prenotarsi sul nostro sito o fisicamente presso il nostro botteghino per godersi questo evento eccezionale.